Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. È gravissima la studentessa irlandese investita da un'auto sulla circonvallazione di Catania. Era qui per studiare con l'Erasmus. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Finta società svizzera voleva prendere in gestione uno stabilimento balneare a Catania, ma era una truffa. 3 persone indagate, tra cui 2 donne legate al clan Cappello. Bracciante ucciso nelle campagne di Monreale, trovato in auto con colpi di fucile. Sarebbe stata uccisa dai figli. Antonella Salamone, la prima vittima del tragico esorcismo di Altavilla Milicia, lo ha ammesso la figlia superstite. Acqua razionata a Palermo per il secondo giorno, quartieri a secco e disagi per la cittadinanza. Dai pezzini alla rete di favoreggiatore, Iddu, l'ultimo padrino, spoglia il boss Messina Denaro di ogni mito e proietta una luce grottesca sulla vita del latitante. Ieri l'anteprima a Catania con i registi e l'attore Elio Germano. Calcio, Catania reduce da 2 vittorie consecutive. Sabato cercherà il tris con l'Altamura. Sta lottando tra la vita e la morte Anna, la giovane irlandese investita sulla circonvallazione di Catania. Era qui per studiare con l'Erasmus. È la seconda studentessa in un anno falciata in quel punto. Tonino De Mano. È appesa ad un filo la vita di Anna, la giovane irlandese travolta da un'auto sul viale Andrea Doria e ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Marco, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per ridurre il trauma cranico riportato nel terribile impatto con la sbarta e sul selciato. La polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica ed accertare le eventuali responsabilità dell'investitore, negativo all'alcol test ed uno dei primi a chiamare soccorsi. La sua testimonianza sarà fondamentale per capire cosa è realmente successo domenica pomeriggio, se si sia trattato di una distrazione, se l'incidente possa essere stato causato dalla velocità, dal sole che potrebbe aver disturbato la visibilità dell'automobilista stesso, o se la ragazza, uscita per fare jogging, abbia attraversato o meno sulle strisce pedonali e se fosse in qualche modo distratta. Intanto si continua a dibattere sulla sicurezza stradale con i social a fare da cassa di risonanza e con il sindaco trentino turbato per le sorti di Anna, che deve fronteggiare anche gli attacchi dell'opposizione. Sono pronto a pigliarmi tutti gli attacchi che vogliamo, poi però c'è il momento in cui dobbiamo comprendere quali sono le possibili soluzioni rispetto ai problemi, dobbiamo assumerci tutte le nostre responsabilità, anche l'amministrazione. Noi adesso rifletteremo su questo discorso del sovrappasso. Ciascuno di noi, io per primo, dobbiamo sempre stare attenti nel rispetto dei limiti di velocità. Mentre si discute, la povera Anna lotta per la vita in un letto d'ospedale. Una mega truffa con una finta società svizzera che voleva prendere in gestione uno stabilimento balneare della Scogliera di Catania. 3 persone indagate, ci racconta tutto Eva Spampinato. Dietro la gestione dello stabilimento balneare Miami Lounge Beach del lungomare di Catania c'era una finta società svizzera, ma con veri nomi e personaggi catanesi, 3, tra cui 2 donne legate al clan Cappello, che avevano messo in piedi una intricatissima truffa dall'acuto carattere finanziario. Insomma, un solido piano di business grazie al quale i 3 sarebbero riusciti ad accaparrarsi la gestione del lido per ben 2 anni. Ma dopo complesse indagini, i carabinieri del nucleo investigativo di Catania, su richiesta della procura e su ordine del tribunale, hanno sequestrato beni per 3 milioni al pregiudicato di Caltanissetta Salvatore Pistone e alle catanesi Anna Laura Comparato, 28 anni, e Giovanna Maria Salvo, 51 anni, pregiudicata. Tutti e 3 sono indagati per truffa e le 2 donne anche per falso in atto pubblico. Nella prima fase della truffa, iniziata nel 2021, Pistone si è finto legale rappresentante di una società svizzera che esiste ma è totalmente all'oscuro della vicenda e ha avviato le trattative iniziali con il titolare dello stabilimento per convincerlo a firmare. Un'offerta economicamente molto allettante e sulla carta anche sicura, visto la mole di documenti prodotti per i quali anche i carabinieri hanno dovuto scavare a fondo, analizzando migliaia di pagine, movimentazioni bancarie, conti correnti, contatti con i fornitori per capire dove fosse la truffa. Alle donne del clan Cappello invece il ruolo di occuparsi in concreto della gestione e della promozione dell'attività, che adesso è stata affidata in custodia giudiziaria all'amministratore individuato dal tribunale. Andiamo adesso a Monreale, dove nelle campagne è stato trovato un bracciante agricolo che è stato ucciso a colpi probabilmente di fucile. Marco Gullà.
Ucciso in queste campagne, siamo a Grisin, territorio di Partinico, nel Palermitano. Un bracciante agricolo, Salvatore Di Salvo, 69 anni, è stato trovato morto in questa stradina rurale. Il suo corpo era all'interno di un'automobile in aperta campagna e ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco, sembra un fucile. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico. L'hanno scoperto i suoi familiari, che non riuscivano ad avere notizie del 69enne dopo che era uscito questa mattina per lavoro. L'assassino l'ha sorpreso dentro la vettura. Sul posto in molti conoscevano Salvatore Di Salvo. Una brava persona per me era. Io non è che lavorava con lui, sapeva le cose di lui. Abbiamo terreno una volta da Pratte, noi conosciamo pochissimo, ma ora passavamo contatti. Nel passato di Salvo c'è qualche precedente per reati contro il patrimonio. Al momento non si esclude nessuna pista. Antonella Salamone, la prima vittima del tragico esorcismo di Altavilla Milicia, sarebbe stata uccisa dai propri figli dopo una settimana di torture. Lo ha raccontato la maggiore e unica superstite. Sentiamo Maglio Viola. Antonella Salamone, la prima vittima della terribile strage di Altavilla, non sarebbe stata uccisa dal marito Giovanni Barreca, ma addirittura dai suoi 2 figli maggiori. Dopo una settimana di orrore, torture e privazioni, la primogenita 17enne Miriam, attualmente sotto processo davanti al Tribunale dei minori, e il fratello 16enne Kevin, poi ucciso anche lui, l'avrebbero presa a calci mentre era legata sul pavimento della cucina della loro villetta. Per gli inquirenti sarebbero stati loro a darle il colpo di grazia nella Villa degli Orrori, dopo giorni di torture inferte dagli stessi figli, dal marito Giovanni Barreca e dalla coppia di predicatori palermitani Sabrina Fina e Massimo Carandente. Un elemento che finora non era emerso nella ricostruzione della strage di febbraio, una mattanza che avrebbe visto Kevin poi passare da torturatore a vittima a sua volta, anche lui seviziato e ucciso dopo la madre. Con loro in quei tremendi giorni è stato massacrato anche il piccolo di casa Barreca, Emanuel, di soli 4 anni. Padre, figlia primogenita e la coppia diabolica avrebbero voluto così scacciare i demoni dai corpi della donna e dei 2 ragazzini. Il piccolo Emanuele sarebbe stato ucciso subito dopo la madre e sarebbe morto per asfissia. A raccontare i giorni dell'orrore è stata proprio Miriam nella prima udienza del processo che si sta celebrando con rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale per i minorenni Nicola Iello. La primogenita ha raccontato che tutti insieme hanno schiacciato il piccolo Emanuele per far uscire i demoni dal petto. Per 3 ore la ragazza ha risposto alle domande della procuratrice per i minori Claudia Caramanna. Fredda e distaccata, la ragazza ha ripercorso quei 10 terribili giorni senza mai mostrare il minimo pentimento. E nonostante tutto, dopo la morte di madre e fratelli, doveva toccare a lei. Secondo giorno di razionamento dell'acqua a Palermo, quartieri a secco, disagi per la cittadinanza. Abbiamo sentito il direttore dell'AMAP. Rubinetti a secco e disagi. Palermo fa i conti con il razionamento. Oggi un altro giorno di stop all'erogazione dell'acqua in alcuni quartieri del capoluogo. Un piano sperimentale per preservare l'acqua in vista dei prossimi mesi, con la speranza che ovviamente possa tornare a piovere. Abbiamo ancora risorse pari a circa 20 milioni di metri cubi che ci consente di utilizzare questo scenario almeno fino a gennaio 2025. Sicuramente ci possono essere delle modifiche se ci possono essere appunto questa mancanza di piogge, queste significative evaporazioni per le alte temperature che si riscontrano in questo periodo, e quindi terremo in conto tutte quelle che sono eventualmente le variabili. Le prime ore di razionamento hanno già trasmesso dati positivi. Abbiamo visto che abbiamo immesso un volume di circa 4-5 mila metri cubi di acqua in meno rispetto al precedente, e quindi significa che abbiamo limitato appunto l'uso di questa quantità di acqua almeno dal prelievo degli invasi. Al momento non c'è una data al fine razionamento in attesa delle piogge autunnali. Intanto a Messina è bufera sull'AMAM, appunto l'azienda che gestisce le forniture idriche, dove si è dimesso tutto il consiglio di amministrazione. Francesco Triolo. La crisi idrica estiva, le pressioni politiche e mediatiche, l'AMAM, l'azienda che gestisce l'erogazione dell'acqua a Messina, nella bufera. Nei giorni scorsi le dimissioni del direttore generale, ieri quelle dell'intero consiglio d'amministrazione, dimissioni che il sindaco Federico Basile ha accettato immediatamente. Le dimissioni sono un atto che
in questo caso il CDA, ma prima ancora il direttore generale, hanno fatto con una cognizione di causa relativa a un momento particolare, una crisi idrica regionale, questo lo ribadisco sempre, senza precedenti, con delle responsabilità regionali, lo dico anche qua, senza precedenti, che è stata gestita in un certo modo. Arriva poi un momento in cui la tensione, gli attacchi politici, gli attacchi mediatici fanno dire basta. Sono state settimane pesanti per il management dell'azienda, la presidente Loredana Bonasera in testa, le segnalazioni continue di disservizi, la mancanza di acqua, le richieste di dimissioni che arrivavano da tutte le parti politiche, così all'improvviso la decisione di gettare la spugna, una decisione che ha colto di sorpresa tutti, tanto che le modalità delle dimissioni sono diventate un caso politico. Hanno sbagliato secondo me nella tempistica, più che altro perché qualche giorno prima si è dimesso il direttore generale, adesso si sono dimessi loro, nonostante in aula la presidente stessa dell'AMAM diceva che non avrebbe assolutamente lasciato l'azienda in un momento di difficoltà, invece questo è avvenuto. Certamente se queste dimissioni fossero collegate all'emergenza idrica, alla gestione non eccellente dell'emergenza idrica avrebbero un senso, però fino a una settimana prima ci dicevano che avevano agito al meglio, che avevano fatto di tutto e di più. Che dopo la crisi che c'è stata probabilmente le dimissioni siano state richieste, questa è una mia idea personale, per dare una sterzata all'amministrazione dell'AMAM e cambiare, diciamo, appunto il percorso, essere più incisivi sui problemi da risolvere. A Catania invece l'amministrazione è ancora alle prese con la pulizia della città coperta di cenere e rifiuti, mentre la differenziata è ferma al 33%. Desiree Ferlito. Catania più pulita, e questa la missione dell'amministrazione Trantino per restituire decoro alla città, messa a dura prova da cenere e rifiuti. Catania più pulita passa dalla nuova strategia voluta dall'assessore all'ecologia Massimo Pesce, che l'ha illustrata a Buongiorno Sicilia. La fase sperimentale è già partita dall'Ottocentro, zona particolarmente frequentata dai pedoni. Abbiamo suddiviso un'area in 6 microaree, inglobando ovviamente un percorso prestabilito, prendendo a riferimento alcune piazze della città e concentrando in maniera diciamo più importante con un sistema misto che comporta un intervento manuale di spazzamento e un sistema meccanizzato. L'impegno dell'amministrazione comunale è rendere la città più vivibile. Sono già 5.000 le tonnellate di cenere lavica rimossa dai marciapiedi della città. Se i risultati di questa fase saranno quelli sperati, il piano sarà esteso agli altri quartieri cittadini. Non marginale in tema di pulizia la raccolta differenziata in città, tanto si è fatto per raggiungere il 33% di rifiuti differenziati, ma si lavora ancora per arrivare agli standard richiesti. Tra le strategie messe in atto dal Comune di Catania, lo ricordiamo, l'apertura di nuove isole ecologiche, una maggiore azione repressiva, oltre che, tema centrale, la collaborazione di tutti i cittadini. La collaborazione col cittadino è contestualmente anche un'azione repressiva per chi non si vuole adeguare a quelle che sono le regole, possono certamente migliorare la raccolta differenziata in questa città, che poi, parliamoci chiaro, è l'elemento importante per poter consentire di poter pagare meno di Tari. Gli ispettori inviati dalla Regione bocciano la cardiochirurgia pediatrica del civico di Palermo, dove morì il piccolo Christian, mentre il comitato di genitori del centro di Taormina temono il possibile trasferimento del reparto. Roberta Lunghi. Si abbatte la scure degli ispettori inviati dalla Regione alla cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo. Nel reparto ad aprile morì a soli 8 anni Christian Trapani dopo 3 interventi chirurgici. Una relazione che evidenzia molte criticità, dalla mancanza di un primario alla carenza di personale, di attrezzature, di materiale sanitario e la questione della sospetta non presenza dei medici milanesi nei casi prestabiliti. E poi i numeri assai distanti dagli standard di sicurezza delle almeno 250 procedure l'anno. Nel gioco delle inchieste sul reparto dopo procura e civico, l'esito di quella della Regione voluta dall'assessore Volo rischia di creare i presupposti per una frattura con il San Donato di Milano fino alla rescissione del contratto per l'appalto triennale da 8 milioni di euro per gestire il centro palermitano. Sul versante orientale dell'isola intanto si levano gli scudi dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per un'ipotesi non gradita. Ci potrebbe essere la possibilità che il CCPM di Taormina venga spostato in altra struttura.
Il comitato dei genitori ha lottato contro la paventata chiusura e adesso, con nelle mani al momento solo una proroga di attività fino a luglio 2025, trema l'idea che il centro possa cambiare casa. Per noi è fondamentale che rimanga a Taormina per mantenere la stessa funzionalità, le stesse caratteristiche e lo stesso grado di eccellenza che ha permesso di diventare veramente un centro eccezionale. Il comitato adesso chiede un incontro con il presidente della regione Schifani, a cui, si legge in una nota, abbiamo dato piena fiducia affidandogli il mantenimento del centro e la vita dei nostri figli. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo per parlare dell'ultima sfida tra i giovani, la sex roulette, e poi del film ispirato alla vita di Messina Denaro, Iddu. A tra poco. E allarme per la nuova sfida tra i giovani, quella che gioca con il sesso ma con rischi enormi. Abbiamo sentito Maria Rita Parsi al microfono di Francesco Aloi. Sex roulette ma anche Calippo e Chinotto Tour, challenge che attraggono sempre più giovani, sfide che ruotano attorno al sesso. Sfide no, non ci devono essere sfide. La sessualità non può essere un gioco di sfida, la sessualità è qualcosa che dà identità, che dà valore alla vita, che dà piacere alla vita, e così invece diventa uno sfruttamento ignobile del corpo delle donne. Ma chi partecipa a questi giochi, se così possono essere chiamati, lo fa di propria volontà. La storia della 14enne di Roma, messa incinta durante una sex roulette, è venuta fuori per caso durante un incontro sulla sessualità a scuola. Rimanendo incinta ha perso la sfida. Sì, perché ci si incontra prima sui social, poi dal vivo. Dopo i rapporti, senza alcuna protezione, chi resta incinta perde ed è fuori dal gruppo. Nessuno parla di contraccezione, nessuno parla di diaframma, nessuno parla di spirale, di modalità per le quali può approcciare il sesso facendo grande attenzione a quello che può capitare, perché c'è la prevenzione. E se queste sfide sono sempre più diffuse, deve aumentare anche il controllo dei genitori verso i figli, già da quando sono piccoli. Questo è l'appello che lanciano gli esperti. Le bambine, future donne, hanno diritto a tutta una serie di formazione e informazione che vale anche ovviamente per i maschi, ma che per loro deve diventare un codice di diritto reale per difendersi da quello che può capitare in società dove non c'è educazione sessuale. Dopo giorni di polemiche, il film su Matteo Messina Denaro, Iddu, l'ultimo padrino, arriva al cinema. Ieri l'anteprima a Catania con i registi siciliani e l'attore Elio Germano. Eva Spampinato. Ma io lo stabilisce quali sono i buoni e quali sono i cattivi. Iddu, l'ultimo padrino, arriva finalmente al cinema dal 10 ottobre nelle sale italiane e il pubblico potrà dare il proprio giudizio sulla tanto discussa pellicola che narra un periodo della vita del boss di Castelvetrano. Il film nasce molti anni fa, nasce dallo studio dei pizzini di Matteo Messina Denaro che erano già noti alcuni anni prima dell'arresto. Ieri l'anteprima a Catania, dopo un lungo tour nelle principali città siciliane, alla presenza dei registi siciliani Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Il film parla di come un mondo ruota intorno a una figura. Questo mondo nel quale tragico e ridicolo sono inscindibili ed è un mondo con il quale ci troviamo oggi a confrontare comunque. E quello che ti dico e che facciamo non è parlare con nudo. Il film isola alcuni episodi per affrontare quella che per noi è una pagina nera della storia non di Sicilia ma d'Italia, cioè una latitanza di un signore così ricercato che dura 30 anni. Allora lì è giusto farsi delle domande e noi ce le facciamo anche facendo entrare in modo strano da una porta laterale la commedia, cioè il grottesco, il ridicolo, perché il mondo intorno al latitante per noi è anche da dissacrare attraverso il ridicolo. Mio padre tante cose mi insegnò, ma essere speratoso no.
Lo strepitoso Elio Germano interpreta il super boss latitante che l'occhio dei registi e le carte della magistratura tratteggiano come un narcisista patologico manipolatore che citava poeti e filosofi. Il personaggio penso che si commenti da solo, insomma, non è che devo stare qua a giudicarlo io. Al fianco di Elio Germano, una grande maschera del cinema italiano, Toni Servillo, veste i panni di Catello, politico di lungo corso, realmente esistito, che dopo il carcere collaborerà con i servizi segreti per aiutare a catturare il boss. Io sono una vittima, io sono innocente. Sei morto, come il tuo amico Don Gaetano. Il film diventa un simbolo per parlare di altro, per parlare, come speriamo che faccia, il film di noi più che di una altra persona, cioè che ci faccia insomma specchiare anche un po' nei nostri atteggiamenti quotidiani, insomma. Il film è liberamente ispirato ai fatti accaduti, la colonna sonora è del cantautore siciliano Colapesce. A Sicilia 24 Focus, dopo il TG, la salute del cuore e cosa fare quando i battiti non sono regolari. L'aritmia atriale può essere affrontata con una tecnica detta elettroporazione. Adelaide Barbagallo ne discuterà alle 14.30 su Telecolor con i cardiologi Daniela Dugo e Paolo Zappulla del Policlinico di Catania. Inviate le vostre domande al 342 745 5005. La trasmissione è anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo per parlare della condizione degli infortunati del Catania. E siamo al calcio, il Catania, reduce da 2 vittorie consecutive, cercherà sabato il triste con l'Altamura. Marco Carli. Insistere è quello che aveva chiesto Toscano prima della partita con la Casertana. La sua squadra ha obbedito. Il Catania è andato sotto, ha subito l'infortunio di Lunetta, ma ha insistito, rimontando e vincendo. Il tecnico chiederà di farlo anche adesso, prima della 9ª giornata e in vista della partita interna con il team Altamura. L'obiettivo evidente è quello di restare lì davanti. I rossazzurri hanno affrontato un avvio di campionato con le migliori della classe. Per esempio le 3 che occupano la vetta con un punto di vantaggio rispetto agli etnei sono già passate dal Massimino. Ora tocca ad avversari meno altolocati, ma non per questo il Catania può abbassare la guardia. Anzi, Toscano chiede sempre di aumentare il ritmo e l'ultimo quarto d'ora di Caserta in tal senso è esplicativo, perché il Catania ha cambiato nel finale il trend di un incontro bloccato con la forza dei suoi innesti. A proposito, con il team Altamura non si attendono enormi cambiamenti. De Rose deve ancora aspettare per il rientro, Lunetta è reduce dallo stop di Caserta. Possibile che Toscano riproponga la difesa vista dopo l'ingresso di Ierardi con l'ex Vicenza dunque, di Gennaro e Castellini. A centrocampo nessun rientro dunque, solite rotazioni davanti, magari con D'Andrea e Inglese dal primo. Troppo presto per parlare di scelte, mai presto secondo Toscano per continuare a crescere. Il Catania, reduce da 2 vittorie di fila, per dirla con il tecnico, vuole insistere. Pallanuoto, le campionesse d'Italia dell'Orizzonte Catania sono state ricevute stamattina dal sindaco per dare il via ufficiale alla stagione che le vedrà protagoniste anche in Europa. La squadra più titolata del panorama europeo del proprio sport, la pallanuoto, campione d'Italia in carica, reduce dalla conquista del 24° scudetto, ricevuta dal sindaco e dall'assessore allo sport di Catania per l'avvio ufficiale della stagione. L'equipe Orizzonte Catania vuole essere sempre protagonista. Esordio in Coppa Italia da venerdì a domenica alla piscina Scuderi di Via Azzurria, nel girone con Cosenza, Trieste, Rapallo e Ancona. Le marchigiane ospiteranno l'Orizzonte il 19 ottobre per la prima di campionato, il 26 di ottobre via alla Champions League contro l'UFC Budapest. Il motto di questa stagione è progredire a piccoli passi, sperando che ogni passo diventi solido per continuare, a camminare insieme. L'ambiente è bello, la voglia di fare tanto, cresciamo ogni giorno, non sarà tutto un percorso facile, ci saranno degli alti e bassi come tutti i gruppi nuovi che si vanno a formare, però c'è un bel clima. Una squadra, quella allenata da Martina Miceli, che rappresenta al meglio, l'ha sempre fatto, i colori della città. Lo sport è il fiore all'occhiello della nostra città e l'Orizzonte è il fiore all'occhiello dello sport a Catania, e quindi era doveroso ospitare l'Orizzonte qui in questa prestigiosa sala. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso il nostro focus dedicato ai problemi del cuore, all'aritmia in particolare. Grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.